Gli stati della panza. Panza. Addominali siculi sviluppati grazie all'esercizio continuo, anche 5 volte al giorno, della ingestione di alimenti contenenti alta qualità di grassi, proteine e carboidrati, preferibilmente fritti e in certi casi anche sbattuti al muro. Tale esercizio permette all'individuo siculo, anche in tempi di malura, di poter digerire persino le pietre. Il risultato di tale esercizio viene esposto con orgoglio tramite indumenti consoni ad evidenziare le suavi rotondità. Panzonello, stato iniziale della panza ancora non sviluppata ma che già porta i segni dell'aspirazione, grandi imprese e della conseguente aspirazione di qualsiasi alimento incroci la sua strada. Panza china, stato perpetuo del siculo. Appena si crea un piccolo spazio all'interno, esso viene subitaneamente colmato tramite ingerimento di altri alimenti. Panza vacante, non esiste nella dimensione sicula. Panza all'aria, stato fisico post panza china che funge da defaticamento del principale muscolo del siculo che consente nel depositare le proprie stanche membra in qualsiasi giaciglio che le possa ospitare in attesa di poter ricominciare l'esercizio preferito.